Allora, c'è un'altra questione che è sempre legata al rincaro dell'energia, però è strettamente correlata a tutte queste situazioni che non va, ed è la questione della manodopera. Incomincio con lei, Presidente. Allora, manodopera che non si trova da un certo punto di vista e dall'altro situazioni incresciose che si verificano per il caporalato e poi le infiltrazioni mafiose legate al settore anche della manodopera, della manovalanza, eccetera, nell'agricoltura. Mai ci saremmo immaginati di arrivare a questi punti, però purtroppo è un dato di fatto. Qual è la situazione? Voi la vedete un po' che il problema sia tutto nei voucher o c'è qualche altra soluzione che può essere adottata? Ma è chiaro che i voucher è uno strumento, era uno strumento che di fatto, perché oggi appunto non ci sono più, era uno strumento che ti permetteva comunque di intrecciare quella richiesta di domanda lavoro che hanno le nostre aziende. Le nostre aziende ora stanno andando verso le maturazioni agronomiche dei prodotti e quindi oggi mancano diverse unità nei nostri campi. Parla di migliaia di persone? Sì, adesso c'è un decreto messo in piedi di circa 70.000 unità, ma sono nell'intero comparto voglio dire nazionale. Bisogna capire quante di queste verranno destinate all'agricoltura. Da lì poi c'è tutta la questione burocratica, sappiamo quanto difficoltoso siano tutta la partita dei flussi. È un problema che non nasce oggi, ma è nato proprio anche con la contrazione dettata dalla pandemia. Ricordiamoci ad esempio tutta la parte di manodopera che veniva dall'est, soprattutto nelle manodopera, tra l'altro molto competente, perché vede, si ha sempre l'idea che nei campi possa andare chiunque, ma non è così, perché raccogliere la frutta in una certa maniera piuttosto che in un'altra determina il successo o l'insuccesso del mantenimento di questo prodotto. Vendemmiare in una certa maniera con professionalità determina il successo e l'insuccesso poi della produzione stessa. Quindi oggi c'è un tema che è quello dell'approvvigionamento, chiediamo appunto che vengano snellite il più possibile tutti quelli che sono le parti burocratiche, ivi compresa una defiscalizzazione. Non la chiamiamo voucher, ma oggi bisogna defiscalizzare, oggi bisogna andare ad intercettare quella parte di lavoratori che possono essere pensionati a disposizione, studenti che comunque sono a disposizione, che possono essere di aiuto e entrare nel sistema del lavoro avendo anche quella tutela che poteva essere garantita dai voucher. Uso i voucher, so che è una parola che non piace, ma era quello strumento che abbiamo visto in agricoltura ha funzionato, in altri settori ne hanno abusato. Tornando poi alla questione caporalato, mafie, è chiaro che è tutto collegato. Quando tu hai una difficoltà di interconnessione tra quella che è la domanda, l'offerta e gli strumenti che tu poi metti a disposizione come coloro che gestiscono la domanda, è chiaro che all'interno lì si intersecano e si infiltrano tutte quelle che sono quelle componenti terze a quella che è la dimensione della legalità e della normalità. Io devo dire, da Presidente di CIA, ho firmato e ho risottoscritto quello che era l'accordo con la Regione Veneto per la lotta al caporalato, per la lotta appunto a quelle che sono le problematiche della sicurezza nelle aziende agricole, e quindi noi come CIA siamo in prima linea anche attraverso la formazione dei nostri uffici nel metterci a disposizione di quelle che sono la lotta a questi eventi. Poi è chiaro, occorre anche un approccio di controlli, un approccio anche culturale, è tutto un insieme che deve marciare, perché noi crediamo che la nostra agricoltura sia un'agricoltura sana. Non da ultimo, e questo lo dico sempre ai consumatori, ormai è diventata una mia bandiera, sappiate che dietro allo sconto, al sottocosto, si annidano anche queste situazioni, si annidano anche questi rischi, perché comunque le aziende hanno bisogno di stare in piedi, comunque dietro le aziende ci sono storie imprenditoriali, ci sono indebitamenti, ci sono storie familiari, e se noi comprimiamo troppo le nostre aziende, il rischio è che poi si rischi di scivolare. Ora, noi siamo in prima linea, lo facciamo, ci crediamo, come associazione è imprescindibile che noi possiamo pensare di andare al di fuori della legalità, però anche su questo percorso il consumatore deve rendersi conto che nel momento in cui lui va nello scaffale e acquista il sottocosto, non sempre quel sottocosto lì è frutto di una promozione derivata da approcci commerciali, ma lì dietro spesso si annidano anche dei prezzi che non riconoscono nemmeno il minimo costo di produzione del prodotto. Ecco, questo è un elemento che non possiamo non denunciare e non sensibilizzare i nostri ascoltatori. Però siamo arrivati a un punto in cui
il sottocosto, a parte il sottocosto nel prodotto agricolo è difficile anche trovarlo obiettivamente, perché lo trovi nell'inscatolato oppure in certe tipologie. Il prodotto agricolo magari lo trovi quando è andato, sta per andarsene a morire perché è troppo tempo negli scaffali, eccetera. Però è diventato un prezzo che tempo fa era normale, cioè per tante famiglie posso permettermi di comprare quella frutta perché me la offrono sotto costo, se no ci rinuncio. E ci sono interi comparti, proprio ho fatto un po' così delle domande in giro, ho detto ma perché non si trova frutta di stagione? Ma tanto non si vende, non c'è più, le persone non la comprano. È spaventosa questa cosa qua. Sì, è spaventoso perché lo dicevo prima, è legato anche un po' alla contrazione del potere d'acquisto della gente, un po' anche alla possibilità di come tu metti a disposizione, ad esempio negli scaffali, nel marketing, voglio dire, dei supermercati stessi. Devo dire che quando noi parliamo di sottocosto parliamo di prodotto trasformato, che spesso l'agricoltura viene lasciata ai margini, cioè è un margine bassissimo, ma molto basso, e quindi anche determinare il valore all'interno della filiera è fondamentale, perché io dico sempre, se è vero che dal campo nasce la qualità, la salubrità, il rispetto per l'ambiente, il contenimento ad esempio dei fitosanitari, l'assorbimento della CO2, cioè tutta questa cosa non è che poi all'interno del percorso di trasformazione, quindi al consumatore, non deve essere valorizzata, altrimenti cosa succederà? Assisteremo sempre più ad importazioni, lo diceva prima la segretaria di Pescagri, dall'estero, dove praticamente le regole, i costi di produzione sono diversi dai nostri e il nostro tessuto imprenditoriale andrà sempre a morire. Infatti questo è un po' un rischio. Ma a questo proposito di costo della manodopera, anche nel settore della pesca, perché poi è sempre parte di questi ambiti, il riconoscimento del cosiddetto salario minimo, no? Si sta parlando adesso che deve essere trasversale non solo per quel che riguarda l'industria, eccetera, dove già ci sono i contratti collettivi, ma si diceva anche per il settore primario, poi per il commercio, eccetera. È garantito, cioè quando se si dovesse parlare di incentivare le assunzioni, eccetera, c'è una margine di garanzia? Infatti anche questa è una battaglia che è in corso, perché oggi siamo arrivati ad un punto che bisogna assolutamente poter dare la possibilità di avere un salario minimo. Non ci sono quindi contratti collettivi di settore? No, per il momento c'è il discorso appunto della cassa integrazione, che anche quello è un grande risultato. Ma è stata pagata quella del fermo pesca, no? No, del 2021 praticamente è ancora in sospeso, però è stata praticamente sollecitata anche nell'ultimo incontro di venerdì che c'è stato col Ministero. Chiaro. Si parla di bonus carburante del 20% sulla spesa da gennaio a giugno, come funziona? Sì, anche questa è un'altra cosa che è stata chiesta praticamente, della riduzione del 20% per poter poi dopo recuperarla sul credito d'imposta. Però queste purtroppo sono tutte cose che le associazioni, naturalmente sollecitate dal settore, dai pescatori e dai loro equipaggi. Quindi hanno sempre un ruolo fondamentale. Esatto, un ruolo fondamentale, hanno posto sul tavolo delle varie associazioni e noi le abbiamo portate al Ministero tutte queste problematiche. Ci sono problematiche che sono veramente ormai arrivate all'estremo. Noi confidiamo, perché è stata chiesta una riunione ed è stata convocata nel giro di 24 ore dal sottosegretario, confidiamo che tutto questo che è in sospeso prenda che sia realmente concretizzato a breve. Credo che nei prossimi giorni ci sarà sicuramente un altro tavolo, perché così è stato detto venerdì pomeriggio. Allora, quindi pazientate, vi aggiorneremo in qualche modo. Ormai siamo arrivati ad un punto che dobbiamo veramente dare delle risposte. Sì, infatti assolutamente sì. Dare delle risposte e cercare di lasciare ai giovani la possibilità di continuare questo mestiere, questo lavoro che magari portano avanti da anni le famiglie, i genitori, i nonni, eccetera, perché altrimenti poi non possiamo lamentarci che i giovani rinunciano ad andare in mare o ad andare in laguna, perché noi non ci dimentichiamo che specialmente come Veneto abbiamo
tantissime imbarcazioni anche che vanno in laguna, cioè nelle aree chiuse, no? Le aree lagunari, le vongole veraci. Abbiamo anche tutto questo settore, però in questo momento la crisi che viene citata continuamente del settore della pesca riguarda gli imbarcati che escono con i pescherecci. I pescherecci grossi che vanno fuori. Certo. Settore sempre assunto, personale che lavora, crisi generalizzata dei giovani che non si trovano sostanzialmente, l'agricoltura risulta più attrattiva di altri comparti, quindi meglio così, ma ci sono dei ma effettivamente, quindi la manodopera richiesta dovrebbe essere specializzata, qualificata. Lei prima diceva gli studenti eccetera, l'abbiamo già parlato in trasmissione, sono arrivate tante di quelle mail da parte di agricoltori dicendo non è possibile prendere uno studente e metterlo a raccogliere anche si parlava di asparagi e voi non sapete quanto richiede, oppure anche altre frutta, altra verdura che richiede una perizia, le competenze, un certo tipo di ritmicità eccetera. E poi parliamo di sicurezza, che è un altro aspetto, vanno formati, in realtà non è così semplice. No, ma proprio per questo noi come associazione abbiamo chiesto di essere parte attiva anche rispetto alla formazione di queste figure che possono essere immesse nel mercato del lavoro. Quindi devono essere formate? Devono essere sicuramente formate, soprattutto formate per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda anche l'attività stessa. Anche perché l'agricoltura è il primo settore per incidenti, luogo di lavoro. Sì, diciamo che l'agricoltura insieme all'edilizia è uno dei settori che sconta particolarmente il problema degli incidenti. Però anche qui va fatta una distinzione, bisogna capire all'interno di quando parliamo di agricoltura se parliamo di imprese iscritte alla Camera di Commercio o se parliamo di agricoltura spesso come attività complementare ad altre attività. Magari colui che lavora, faccio un esempio, alle poste e poi conduce il fondo a tempo perso, perché anche qui è un elemento di ragionamento che bisogna metterci dentro il naso. Detto questo, comunque bisogna evitare che tutte le persone muoiano per il lavoro, per l'agricoltura. E questo cosa comporta? Comporta gli investimenti, comporta il fatto che probabilmente noi oggi abbiamo ancora parecchi milioni di trattori che risalgono ancora agli anni 70, voglio dire, allora anche qui quando noi avevamo chiesto degli interventi mirati attraverso ad esempio la cedibilità del credito d'imposta derivato dalla 4.0 che ti permetteva anche per quelle fasce più basse di scontare, di avere un cash flow immediato per comprare il trattore, cioè io quel valore lì te lo scontavo immediatamente, era proprio rivolta alla possibilità di cambiare anche quel parco macchine dove tu non hai grande potenzialità di reddito, cioè le grandi imprese, le grandi aziende, quelle strutturate riescono ad avere un turnover di attrezzature importante. Quelli che ad esempio hanno un'azienda meno strutturata spesso devono ricorrere a macchinari più vetusti. In questo aspetto noi comunque attraverso le misure di consulenza che abbiamo adottato come C Agricoltori Italiani stiamo intervenendo anche per formare, voglio dire, abbiamo abilitato anche dei nostri tecnici ad andare nelle aziende e quindi sottolineare l'importanza di avere una cuffia su un cardano, di avere il roll bar sui trattori, cioè cercare appunto di sensibilizzare gli agricoltori per evitare poi queste morti che sono morti purtroppo che fanno male, no? Perché comunque ecco, sono persone che vanno a lavorare e incontrano la morte. Voglio fare solo un piccolo appunto rispetto alla domanda di prima del nostro telespettatore sul 20%. Ecco, si ha sempre l'impressione che quando si parla del 20% si ha una scontistica tout court di quello che è il valore. Non è così, perché purtroppo in Italia quando parliamo di 20% bisogna capire su cosa si incide. Si incide sulle accise. Le accise probabilmente su un 20% del valore di €1 avremo circa un 6-7 centesimi di intervento, quindi anche lì è sempre tutta la storia della burocrazia, della semplificazione che viene dentro e quindi quando uno dice beh ma caspita, questi agricoltori hanno il 20% di sconto, non è male, sì, poi vai a vedere quel che è il 20% lì alla fine è poco o nulla. Infatti, ai noi. Allora, questi settori comunque sono legati, settori produttivi fondamentali anche al turismo e allora accenneremo al discorso degli agriturismi, i turismi che sono strettamente connessi a una nuova normativa di cui pochi sono anche bene a conoscenza, cosa comporta, ma ha creato un po' di malessere, di malumori nelle categorie competitive, chiamiamo in certo qual modo, sempre del settore di ricettività. Tra poco.